Sale la tensione tra Cona e Codevigo, un centinaio di richiedenti asilo dall'ex base di Coneta sta raggiungendo il Padovano, i migranti chiedono un incontro con il prefetto. Dramma questa mattina alla stazione di Spresiano, un 19enne muore travolto dal treno, la tragedia davanti agli occhi di decine di persone, da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Tangenti inerenti ai lavori di manutenzione dell'Università di Padova, un dirigente dell'Ateneo e un imprenditore edile arrestati per corruzione. Crepe tra i medici sulla questione sciopero, gli ospedalieri contestano gli 81 giorni di astensione annunciati dai medici di base, bisogna pensare ai pazienti. Inquinamento da FAS, il ministro Lorenzin predispone il divieto di consumare alcune specie di pesci catturate nelle acque interne dei comuni interessati dall'emergenza. Un grosso albero secolare è crollato stanotte sopra una casa a Cannareggio, a Venezia, evacuate 2 famiglie, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Un cittadino bellunese per colpa delle troppe tasse cede al comune 3 negozi che non riesce né a vendere né ad affittare, il caso denunciato dal presidente di Confedilizia. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Lo avete sentito anche dai titoli, sale minuto dopo minuto la tensione tra Cona e Codevigo. Un centinaio di richiedenti asilo hanno lasciato la base di Coneta nel veneziano e stanno raggiungendo Codevigo in provincia di Padova, ma anche nell'ex base di Coneta la tensione resta altissima. Allora facciamo il punto nel nostro servizio di apertura. Sono fermi a Codevigo, controllati dalle forze dell'ordine che non li hanno persi di vista un minuto. Stiamo tentando una mediazione, ci dice al telefono il sindaco di Cona, Panfilio, che è lì assieme a carabinieri e polizia. Ma con tutta evidenza i migranti a Coneta non ci vogliono più stare. Non sotto quelle tende dove il freddo sta diventando insopportabile, senza alcuna garanzia di poter ottenere i documenti richiesti. Così a decine si sono rimessi in marcia, cambiando in questo modo le modalità della protesta che fino a ieri li vedeva manifestare davanti al centro di accoglienza. Ieri il sindaco di Cona aveva incontrato una rappresentanza di richiedenti asilo assieme al vicario del prefetto di Venezia e sembrava che la loro destinazione fosse proprio il capoluogo lagunare. Poi in corsa la marcia ha preso la direzione di Codevigo nel Padovano. A Coneta però la tensione resta alta. Il sindaco Panfilio conferma che i migranti hanno deciso di impedire l'ingresso ai fornitori e che al momento la situazione è apparentemente calma. Ed ora il parricidio di Oderzo nel Trevigiano, in pochi credono alla confessione di Carlo Frisiero, compresi i suoi familiari. Ieri davanti al magistrato lo psicologo 44enne che si è autoincolpato della morte del padre Nino avvenuta nel 2016 è rimasto in silenzio. Una confessione che ha sconvolto i familiari e l'intera comunità, un racconto a cui pochi credono, chiedendo di andare a fondo dei motivi per i quali Carlo Frisiero si è autoincolpato della morte il 24 settembre del 2016 del padre Luciano Nino Frisiero, che di anni ne aveva 77 e soffriva tra l'altro di seri problemi di deglutizione. Sabato sera i carabinieri della stazione di Bologna Centro ha raccontato di aver causato lui il soffocamento del genitore, stanco di vederlo soffrire. Lo avrebbe fatto somministrandogli un boccone di cibo troppo grosso che l'anziano non sarebbe stato in grado di mandare giù. Una morte passata come un decesso naturale in casa, nessuno aveva all'epoca avanzato alcun sospetto, tanto che i 2 figli, Carlo, 44 anni, psicologo, e il fratello Stefano, idraulico, avevano organizzato il funerale che si era svolto 3 giorni dopo in Duomo. A più di un anno di distanza e con un biglietto aereo per la Turchia in tasca, la confessione shock su cui ora, per competenza territoriale, dovranno effettuare tutti gli accertamenti del caso gli inquirenti della Procura di Treviso. Zii e fratello non credono al racconto di Carlo e chiedono alle forze dell'ordine di andare a fondo, di cercare di capire perché si sia autoincolpato di quella morte. Ieri il fermo per omicidio del 44enne è stato convalidato. Lui, davanti al magistrato, ha scelto il silenzio e nei suoi confronti è stata disposta la custodia in carcere.
Adesso dovremmo avere in collegamento telefonico Lina Paronetto che ci aggiorna sulla tragedia che si è consumata questa mattina in stazione a Spresiano, un 19enne travolto da un treno. Lina, a te la parola, buongiorno. Buongiorno Francesca, sì, come dicevi tu, una tragedia davvero per le modalità, per la giovanissima età del ragazzo che è morto sul colpo, travolto dal treno regionale che da Venezia doveva raggiungere Udine. Erano circa le 9:50, quindi questa mattina non moltissimi i pendolari presenti in stazione a Spresiano, ma quei pochi che c'erano si sono trovati di fronte a una scena davvero terribile, straziante. Questo giovane, per motivi ancora in corso di accertamento, diciamo, il margine che si sia trattato di un incidente è onestamente molto flebile, però ecco, potrebbe essere purtroppo più un gesto estremo. Si sarebbe gettato sotto il convoglio, morendo naturalmente sul colpo. Non c'è stato nulla da fare, inutile anche il tentativo dei sanitari del SUEM 118 arrivati sul posto insieme a carabinieri, naturalmente alla Polfer che ha la giurisdizione sugli incidenti mortali, gli incidenti in generale nelle stazioni. Questo giovane ora resterà da capire di dove fosse, potrebbe dalle prime descrizioni essere anche il figlio di un rappresentante delle forze dell'ordine. Sul posto sono andati anche il vice sindaco e il sindaco di Spresiano per capire cosa fosse successo, accertarsi dell'accaduto, e il sindaco ci ha detto solo una scena straziante, come è comprensibile. Ulteriori aggiornamenti ve li daremo in serata. Di certo il treno era ancora fermo in questo momento in stazione, la viabilità è in quel punto, in quella tratta, naturalmente in grossa difficoltà, ma nulla a confronto, ecco, naturalmente della tragedia che si è consumata questa mattina alle 10. Ti restituisco la linea. Grazie, buon lavoro a Lina Paronetto. È agli arresti domiciliari il nomade che sabato sera ha sfondato la vetrata di un pub a Padova utilizzando un furgone. Ecco il video con le immagini shock di quel momento. Sono stati concessi gli arresti domiciliari al nomade 23enne che ha sfondato la vetrata del locale Gasoline la notte tra sabato e domenica con un furgone. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, Tecla Cesaro, ha convalidato l'arresto motivato dalle accuse di tentato omicidio plurimo, rissa, lesioni, danneggiamento, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. In un video diffuso dalla questura si vede il furgone lanciato ad alta velocità contro la vetrata del pub e solo per una fortunata coincidenza i molti clienti presenti in quel momento sono riusciti a mettersi in salvo, evitando così di finire schiacciati dal mezzo, convinti addirittura di essere vittime di un attacco terroristico. Il gesto del 23enne, che sembra abiti in un'abitazione di edilizia popolare in città, sarebbe motivato dal rifiuto del gestore di servirgli ulteriori bevande alcoliche. Restiamo a Padova perché un dipendente dell'università e un imprenditore sono stati arrestati per corruzione in un'inchiesta che riguarda dei lavori di manutenzione che hanno proprio interessato l'Ateneo Padovano. Un dirigente dell'Università di Padova e un imprenditore edile sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo per tangenti inerenti ai lavori di manutenzione dell'Ateneo Euganeo. Si tratta di Ettore Ravazzolo, dirigente dell'area sicurezza ed edilizia dell'Università, e dell'imprenditore Massimiliano De Negri, operante nel settore di tinteggiatura e piccole opere murarie. Sono accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I fatti si riferiscono al 2016. I provvedimenti sono stati notificati dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Padova, che ha inoltre disposto perquisizioni nei confronti di imprenditori e dipendenti dello stesso Ateneo. Torniamo a parlare dello sciopero dei medici di base, prime crepe tra i camici bianchi con gli ospedalieri contro il pacchetto di 81 giorni di astensione previsti. Non devono pagare i cittadini, dicono. Un pacchetto di 81 giorni mi sono sembrato una esagerazione. Dobbiamo pensare anche che di mezzo ci sono anche i pazienti, ci sono anche i cittadini che hanno bisogno di essere assistiti. Medici ospedalieri critici nei confronti dei colleghi di base che hanno scioperato per 2 giorni e hanno annunciato un pacchetto di astensione a dir poco cospicuo, troppi per non dire esagerati 81 giorni a rimetterci sempre i cittadini. I medici ospedalieri comprendono le ragioni, giusto sollevare le problematiche, ma questo non deve interferire con la salute dei pazienti, senza contare poi che i problemi vengono scaricati ai pronto soccorso già carichi di lavoro. La maggiore affluenza di codici bianchi non trovando poco medico di
famiglia, i medici, gli utenti vanno dove possono e sicuramente si derivano verso l'ospedale, che è sempre aperto 24 ore su 24 e possono trovare lì una risposta. Gli interessi in campo si intrecciano, ma a farne le spese sono sempre i cittadini a cui abbiamo dato voce nei giorni dello sciopero, raccogliendo la loro rabbia per i disservizi. La nostra proposta è di far diventare i medici di famiglia dipendenti a tutti gli effetti delle USL, lavoratori pubblici che rispondono alla struttura e ai cittadini con conseguenze positive non solo in termini di servizio ma anche in termini economici. Ed ora andiamo a Venezia perché oggi secondo giorno di dibattito sull'autonomia in Consiglio regionale. Per noi c'è Tommaso Stoppa. Pronto Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Procede in maniera abbastanza spedita l'approvazione degli articoli della proposta di legge statale che poi diventerà la base della trattativa a Roma sull'autonomia del Veneto. Le questioni dibattute, la questione fondamentale è quella delle risorse da chiedere. C'è una parte dell'opposizione, il PD articolo 1, che vorrebbe chiedere meno risorse con una serie di ragioni, ma per il momento questo dibattito sta venendo accantonato per approvare il resto degli articoli e discuterlo alla fine questo pomeriggio. È atteso in tarda serata anche il governatore Luca Zaia, che dovrebbe arrivare per l'approvazione di questa fondamentale e storica legge per la nostra regione, approvazione che dovrebbe avvenire, secondo quanto si può capire in questo momento, nella tarda serata di oggi oppure domani mattina. Per il momento non abbiamo altri aggiornamenti da Venezia, a voi la linea. Grazie anche a Tommaso Stoppa. Inquinamento da FAS. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin dispone il divieto di consumo di alcune specie di pesci catturati nelle acque interne di quei comuni interessati dall'emergenza. Il punto in collegamento con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Inquinamento da PFAS, meglio tardi che mai, c'è da dire. Finalmente anche il governo si muove dopo le segnalazioni e gli allarmi lanciati dai residenti, dalla regione, dallo stesso presidente Zaia. Arriva dal ministro della salute Beatrice Lorenzin il divieto di consumo di alcune specie di pesce catturate nelle acque interne del Veneto. Questo alla luce degli alti livelli di contaminazione da sostanze tossiche da PFAS riscontrate in tali specie ittiche, che vanno a confermare proprio la rilevazione di livelli allarmanti di contaminazione da PFAS. E in base a questi riscontri l'Istituto Superiore della Sanità ha concordato con la Regione alcune misure di natura precauzionale, come proprio il divieto di consumo di questo pesce di cattura nelle aree interessate, nelle varie zone rosse, insomma. Entro novembre inoltre, ha spiegato la Lorenzin, verrà completato un monitoraggio finalizzato a valutare la contaminazione da PFAS degli alimenti, un allarme anche questo che era stato già lanciato da diverso tempo dagli stessi residenti in alcune aree della regione Veneto, per stimare il contributo dei prodotti alimentari all'esposizione della popolazione residente. Ricordiamo l'allarme lanciato non soltanto per l'inquinamento delle acque, ma anche per tutta quella fascia che riguarda anche l'alimento. Sotto osservazione in particolare un campione di 1100 prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da allevamenti, coltivazioni nelle zone rosse. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie anche a Vanessa Banzato. Rimangono gravi le condizioni di Omar Spadotto, l'operaio di 23 anni di Salgareta nel Trevigiano, vittima di un serio infortunio sulla neve in Austria, a Salisburgo. Il ragazzo è caduto con lo snowboard e ha sbattuto la testa contro una roccia. Subito soccorso, si trova ora ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio sulle piste di Salisburgo. Omar si trovava in Austria per un weekend con gli amici. L'idea era quella di festeggiare il compleanno sciando, scendendo con lo snowboard, la sua vera grande passione. Improvvisamente la rovinosa caduta. A causa del grave trauma cranico riportato, il 23enne è ora tenuto in coma farmacologico. E grave incidente stradale questa mattina nel Padovano, in centro a Rubano. Un uomo è stato investito da una moto mentre attraversava la strada. Anche il motociclista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Quelle invece del pedone, un uomo attorno ai 50 anni, sarebbero estremamente gravi.
Guidava con la patente scaduta per un precedente uso di droga e per questo è scappato senza prestare soccorso agli occupanti dell'altra auto coinvolta nell'incidente che ha causato lui stesso. L'uomo è stato rintracciato dalla Polstrada di Treviso che sabato sera in zona Stiore a Treviso ha controllato 85 veicoli, 2 conducenti positivi per droga, da inizio anno sono stati ben 12. Ha provocato un incidente, ma quando ha visto che gli occupanti dell'altra auto stavano chiamando i soccorsi è fuggito. Sapeva di finire nei guai, visto che si era messo alla guida con la patente scaduta. E questo perché a causa di un precedente per droga era costretto a continui rinnovi. L'episodio aspresiano di notte lungo la Pontebana, la polizia stradale di Treviso ha rintracciato dopo una difficile indagine il soggetto in questione, un 49enne del posto che subito ha ammesso le sue responsabilità. Gli occupanti dell'altra macchina stavano chiamando le forze dell'ordine anche perché la 44enne seduta al posto del passeggero nello scontro era rimasta ferita. L'altro automobilista preso dal panico è scappato. L'indagine non è stata semplice, la concitazione del momento e il buio non hanno consentito alla parte offesa di annotare il numero di targa del veicolo, ma gli occhi elettronici delle telecamere hanno invece permesso di identificare l'auto in fuga e il suo conducente, denunciato per omissione di soccorso, per lui patente sospesa e multa salata. La Guardia di Finanza di Firenze ha sgominato un'organizzazione criminale dedita al gioco d'azzardo online. Perquisizioni anche a Venezia, gli aggiornamenti con Tiziana Bolognani. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia. Hanno toccato anche questo territorio, la provincia di Venezia, le indagini della Guardia di Finanza di Firenze che ha sgominato in queste ore un'organizzazione criminale dedita al gioco d'azzardo online. Una trentina le perquisizioni eseguite dalle Fiamme Gialle anche nelle province di Roma, Prato, Pistoia e Firenze. In carcere 7 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo e alla truffa online. Sono stati sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro fra sale da gioco, 14 quelle interessate dai provvedimenti giudiziari, immobili e mobili. Nel corso della giornata potrebbero essere resi noti i particolari dell'operazione che è stata denominata doppio jack. Per ora da Venezia è tutto. A voi. Buon lavoro anche a Tiziana Bolognani. Poteva essere una strage, la caduta di una grossa pianta sopra un'abitazione questa notte a Cannareggio a Venezia. Venezia cade a pezzi e il problema non riguarda solo le fondamenta che si sgretolano o i barbacani che piovono dal cielo. Alle 5 di mattina, senza preavviso, uno degli alberi secolari di Parco Savorniana a Cannareggio è crollato addosso a un'abitazione, danneggiandola gravemente. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre per mettere in sicurezza la casa, evacuando le 2 famiglie che ci abitano. Poi è cominciata la verifica dei danni che hanno interessato il perimetro esterno. Parte di un muro è caduto, un poggiolo e alcuni serramenti sono stati demoliti e la linea elettrica risulta interrotta. Lo sradicamento dell'albero potrebbe essere attribuito all'indebolimento delle radici dopo le forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. In diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, un cittadino bellunese costretto a cedere per le troppe tasse 3 suoi immobili, cederli al comune di Belluno, li cede perché non riesce né ad affittarli né a venderli. La storia è stata denunciata dal presidente di Confedilizia. È pensabile che un cittadino decida di regalare 3 immobili al comune perché non riesce a pagare le tasse che gravano su di essi? È successo nel pieno centro di Belluno al proprietario di 3 locali commerciali che ha scelto di liberarsene in questo modo dopo aver inutilmente tentato di venderli o di affittarli e non riuscendo più a sopportare il carico di IMU, TASI e probabilmente anche Tari. Questo è il post pubblicato su Facebook da Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. La decisione di questo cittadino bellunese, che si è trovato costretto dalle circostanze a cedere al comune le sue proprietà, è diventato un caso emblematico anche a livello nazionale sulla situazione del paese. Ora sarà la giunta comunale a valutare la donazione e l'eventuale destinazione degli immobili.
La legge di bilancio continua nel suo posto il presidente Spaziani Testa è l'occasione per iniziare a fare qualcosa introducendo la cedola secca per i negozi. Ma nella prossima legislatura chi si assumerà la responsabilità del governo del paese, conclude il presidente di Confedilizia, dovrà porre un rimedio definitivo al disastro provocato da una imposizione tributaria insensata sul risparmio immobiliare, tale da provocare anche espropri surrettizi come quello capitato a Belluno. Vi ricordo la nuova applicazione di Antenna 3 per telefonini e tablet di ultima generazione. Tutta Antenna 3 è portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store e da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, scritto staccato, tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, tutto a vostra disposizione, grazie ad un click su telefonino o tablet. Ed ora torniamo alla pesante esclusione dell'Italia calcistica dai mondiali, in programma l'anno prossimo in Russia, e una sconfitta che brucia ai tifosi italiani. Sentiamo le loro voci. Ma mi fa che ora che si diano una calmata e che cerchino di giocare bene senza tanti grilli per la testa. Non pensavamo proprio di arrivare a questo punto. Roba che moro di poltrona. This is the end, beautiful friend. This is the end. Quando l'incubo doveva ancora materializzarsi, il CT, ormai ex CT Ventura, e i vertici FIGC l'avevano definita l'apocalisse, l'eventualità che l'Italia mancasse i mondiali dopo 60 anni. Epiteto un tantino esagerato, visti ben altri problemi del paese, certo, ma tant'è, l'Italia pallonara rivendica i suoi spazi, tanto più il giorno dopo la disfatta epocale, e così girando bar e via l'azzurro tenebra è sulla bocca di tutti. Colpa del gioco, del CT, dei giocatori, dei soldi, ce n'è davvero per tutti. Male, poco amore di patria, poco sudore da maglia. Le danno troppi soldi e loro... Siamo una squadra scarsa, detto così papale. Pieni di miliardi che facevano anche finta di piangere, ma andiamo dai. Il fatto di uscire dai mondiali siamo solamente come il sintomo della malattia, no? Una malattia che va curata in profondità. Imparano a diventare persone serie, tutti quanti. Ma forse il giudizio più serio e semplice arriva proprio da chi ieri sera ha tifato giallo-blu, come questa signora svedese a spasso per Treviso. Tutto sommato il migliore vince. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi per segnalarci problemi o disservizi che non riuscite a risolvere. Potete mandare le vostre segnalazioni via SMS o WhatsApp al 351 1755 340, via mail a redazione@antenna3.it o lasciando un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Lasciate anche una breve descrizione di quello che è il problema e un vostro numero di telefono per contattarvi. Subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, si parlerà di fisco, la nuova finanziaria, ospiti in studio Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Treviso, e Antonio Viotto, professore associato di diritto tributario, Ca' Foscari e commercialista. Poi puntata da non perdere, quella di questa sera di 20:10, ospite in studio il candidato sindaco a Treviso per la Lega Nord, Mario Conte. Per questa edizione è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata naturalmente su Antenna 3. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo asciutto e stabile, sulle nostre regioni non sono attese piogge. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto un'estesa copertura nuvolosa interesserà gran parte delle province, ma maggiori schiarite saranno presenti su Veronese, Vicentino Montuoso e sul Bellunese. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 10 e gli 11 gradi, i valori notturni su 1-5 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Una certa nuvolosità, anche compatta, interesserà le coste, ma senza piogge. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori notturni tra lo 0 e i 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo sulla nostra regione, con cielo spesso sereno sull'Alto Adige, ma con più nubi invece sul Trentino. Le temperature massime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi, valori notturni attesi tra 1 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti forti nord-orientali localmente moderati da nord-est sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.